500 mi piace, scrivimi qui sotto nei commenti Seba, lettera per lettera. Se ci riesci senza essere interrotto ti lascerò tanti bei cuori rossi. Seba, hai di cuore, o Padre, Figlio, Spirito Santo, obrigado Deus, o giocatore più forte del mondo. Io aiuto, ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video reaction alle giocate più belle di Seba. Seba, io sono do Brasil. Prima di cominciare vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace, 500 mi piace e vi porterò un altro contenuto del genere. Iscrivetevi al canale, non so più in quale lingua do mondo dirvelo. Grazie mille per l'immenso supporto che state dando a tutti i contenuti che vi sto portando, tra video al campo, reaction, contenuti con la mia ragazza. Grazie mille. Però iscrivetevi, cioè siete tanti a guardare i video e non siete ancora iscritti, non si paga niente, vi aspetto, è tutto gratuito. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Iscrivetemi qui sotto nei commenti se questo genere di video può piacervi o meno. Se non vi piace non vi porti più, easy per il boss. Allora oggi video improvvisato, video nuovo nel suo genere sul mio canale. Ci stavo pensando da un po' di tempo a registrare questo video, però non l'ho mai fatto. Qualche settimana fa, sempre su YouTube, ho visto che lo ha fatto Mike Scioscia, più o meno stesso genere di quello che avevo in mente di fare io. Non commenterò tutti i video sul calcio, commenterò soltanto qualche video di Ivan Ferreira, chiamato anche Luva de Predeiro, questo influencer, tiktoker, chiamatelo come volete, molto bravo a giocare a calcio. Golaço! Eu sou do Brasil! Obrigado, meu Deus! E che ha anche firmato per il Vasco da Gama. Penso che un po' tutti voi conoscete questo nuovo fenomeno spopolato nelle ultime settimane su questo social, quindi adesso andiamo a vedere qualche sua giocata. But if you close your eyes, allora, io cosa farò? Comincerò dal primo video di Seba. Andiamo a vedere proprio il primo suo video pubblicato su TikTok per capire cosa pubblicava all'epoca. Allora, praticamente qui si trova in una cantina praticamente, e qui colpo di Rabona con rallenti. Andiamolo a riguardare. Si trova in una cantina, ripeto, perché vedo comunque secchi dell'immondizia, un sacchetto appeso in faccio muro, vedo delle scarpe su un mobiletto e niente, è lui che fa questo colpo di tacco iniziale, poi controlla palla e Rabona. Bella Rabona, questo è il suo primo video. Questo è praticamente quando nessuno sapeva, nessuno cagava, nessuno calcolava, nessuno pensava. Tra l'altro vorrei farvi notare la difficoltà nel giocare con questo tipo di scarpette su questo tipo di pavimento, cioè praticamente messa la puta a capo e sasciugliatelo con te steso così. Andiamo avanti col secondo video pubblicato da Seba, praticamente stessa location, però qui praticamente credo stia testando il suo controllo palla ottimo, facendo degli 1-2 con le varie pareti, i vari muri, e poi accenna alla fine ad un palleggio, a qualche palleggio, e niente, ci rimane così, imballata. Palleggia e poi ci rimane così. E buon continuare a palleggiare. E ci rimane così con questa palla all'aereo, sospesa nell'aria. Va bene. Andiamo a vedere quest'altro video. Qui invece sul campo da calcio. Campo da calcio, vabbè, una specie di campo da calcio, che qua praticamente sono tutto patane, eccetera. Ma che parata ha fatto l'amico? Noi pazziamo il rim, è Seba. E un bagno a porta che ha fatto. Ma che parata ha fatto l'amico? A parte il suo controllo di tacco, una cosa esagerata, poi se la porta sul destro, cerca di piazzarla all'incrocio per togliere le ragnatele, nel vero senso della parola, perché che se non è una rete a porta, che se sono proprio ragnatele, e l'amico ha fatto una parata esagerata. Mamma mia, assurdo. Spider-Man. Andiamo avanti coi video, guardiamo questo tiro, questa... Receba! Eu sou do Brasil! Tenha fé em Deus, cara da luva de predeiro! Ó o samba do brasileiro, ó! Não é diferente, cara! Aqui é do Brasil sempre! Ninguém mexe nos brasileiros! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Deus! Receba! Seba! Oh, brasileiro, pai! Ci capì, sta a posto. Ma che tiro ha fatto, ragazzi? Ma tutto bene, ma chissà che tiro fa? C'è un calcio di munizione perfetto, guardate là dove lo mette. Con quale classe mi calci questo pallone? Guardate là. Guardate là il movimento del piede, il suo corpo, la posizione del corpo, tra l'altro. Ma questo è imprendibile. Questo manca mai gnanno a para sta palla. Ma guardiamo quest'altra. Questo è un altro calcio di punizione. Sempre così. È sempre là! O cara da luva de predeiro é o melhor do mundo, pai de filho. Sotto. Pra todas as crianças do Brasil. Do Brasil e do mondo! Nós somos brasileiros. Sempre.
Nunca sempre? desista de estudar. Vocês Sì? são o futuro do nosso país. Sempre. Sì. Obrigado, meu Deus, Pai. Fissa tua. Amém. Vabbè, sì. Caraca. Sì, certo. Cara, Sì, come dici tu. Os brasileiros são Sì. os melhores do mundo. Sì. Con più calma, però. Ma che tiro ha fatto pure qua? Cioè, comunque è assurdo il piede che c'ha questo. Andiamo a vedere quest'altro video. Stop di suola, tiro. Stavolta t'ha fatto pure te. Receba o cara da luva de Seba predeiro, t'ha o melhor do fatto mundo. perché stavolta Obrigado, ha Deus. calciato. Sì, receba. Intanto si è tolto la Aqui é maglia. Hulk, pai do Filho do Espírito Santo. Vabbè, i muscoli non è che Amém. ce l'hai Respeita proprio, os però brasileiros. si è tolto la maglia, ma ha pure le flessioni. Stavolta l'ha fatto pure te perché non ha tirato sul secondo palo, ma ha tirato sul primo di potenza. Vediamo quest'altro. Falar a verdade, mas a chuteira chega a tá pegando fogo. Mas eu sou o cara Sì. da luva de predeiro, o melhor do mundo. Vabbè, do per scontato che hai ragione. Tá ligado que nós é nós. Vou botar a bola pra dormir. È vero, è ela come tá com dici sono. tu. Pai do Filho do Espírito Santo. Padre Figlio Spirito Vai, pai. Santo. Botar a bola pra dormir, ela tá com sono. Cross dell'amico. Tra l'altro che cross dell'amico? Spero che te ne sta. Durma, minha filha. Vamos dormir. Chega, vamos dormir. Durma, minha filha, durma. Durma. Eita. Tá com E poi che fa? Si addormenta sul pallone. Ma che stop ha fatto? Ma di che qualità stiamo parlando? A parte il cross dell'amico un cioccolatino. Posso dire nessuno compagna così come te vesti cross quando vai a giocare a pallone. Ma questo ma che stop fai? Come si fa a mettere la palla così? Non si muove proprio. Ma non si muove minimamente. Oh mio Dio. Guardiamo quest'altro. Sempre con i suoi guanti. Guanti da muratore. Luva di predeiro. Sì, receba, Sì. graças a Deus, pai. Amico, ancora una volta è un cross perfetto. Chi lo sa se le provano, a parte lui che stop fa giro del mondo, giro del mondo, Brasile, e sì, pochi forte del mondo, ma sei forte. Poi qui, penso che l'avete saputo, la sua firma con il Vasco da Gama. E qui c'è proprio il video. Penso di una presentazione, infatti qui vedo una telecamera. Io adesso metto stop. Questo video non l'ho ancora visto per la prima volta. Immaginate tipo sbaglia il calcio di rigore alla presentazione. Vabbè, non penso che poi lo pubblicano, però insomma mai sape. Tipo non so se vi ricordate quel giocatore del Barcellona, non mi ricordo chi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi ricordate il nome. Che arrivò al Barcellona nel giorno della sua presentazione, doveva fare dei palleggi, sbagliò tutti i palleggi e fece proprio una figura di me. Immaginate la stessa cosa. Vabbè, voi forse l'avete già visto questo video, io no, questa è la prima volta che lo guardo. Si prepara l'uva di predeiro, battere il calcio di punizione dagli 11 metri, calcio di rigore dagli 11 metri, la rullamissima sotto l'incrocio e poi fa la sua esultanza tra gli applausi generali del pubblico. Rigore perfetto, messo lì. Il portiere vabbè sceglie l'angolo sbagliato, ma imparabile, veramente una forza della natura. E tra l'altro mi fa molto piacere che abbia trovato squadra. Questo è proprio il significato di credere sempre nei propri sogni. Quindi ragazzi, sono contento veramente per lui, perché secondo me se lo merita, è veramente molto forte. E il fatto che abbia firmato per una squadra, questo sta a significare l'avercela fatta. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Video nuovo per me, se vi può far piacere magari ogni tanto ve ne porto qualcuno di questo genere. E niente, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, adieu.